Buongiorno bimbe! Buongiorno, allora oggi facciamo un po' di italiano, un po' di inglese per te e forse scienze, matematica. Quarta settimana di lezioni a distanza per gli alunni delle scuole Gabelli di Belluno dall'inizio dell'emergenza coronavirus. A casa Campolo la routine indispensabile per mantenere il ritmo prevede solo un ritardo di mezz'ora nella sveglia quotidiana e subito dopo la colazione e l'igiene personale le bambine sono pronte per affrontare una nuova giornata di scuola. Pronto per partire. Ascolta le parole della strega, pensa e poi dice: allora, se hai veramente bisogno di me, dovrei darmi un gelato ogni giorno e per dormire ho bisogno di uno spazio più grande. La scuola ha messo a disposizione un sito internet dove settimanalmente vengono inseriti i materiali didattici e le spiegazioni di ogni maestra per ogni materia rispetto a cosa devono fare i bambini e qualche aiuto, anche qualche ausilio per noi genitori. Alla fine della settimana i genitori caricano sul sito tutti i lavori fatti dagli alunni e nel giro di qualche ora arrivano correzioni e indicazioni per la settimana successiva e così le giornate sono scandite da lezioni puntuali che si protraggono per almeno 4 ore. Questo ci ha aiutato molto a superare la delusione di non essere a scuola e offre delle sicurezze anche ai bambini, perché sanno che tutti i giorni la scuola è vicino a loro. Per i genitori senza dubbio un modo per apprezzare ancora di più la scuola e le insegnanti. Devo dire che mai come in questa fase riusciamo ad apprezzare la capacità, la qualità, la professionalità delle insegnanti, perché le nostre bambine vanno alle elementari, frequentano i Gabelli e per quanto noi abbiamo nozioni di italiano, matematica, lezioni di base di storia e geografia, però capiamo quanta professionalità poi mettono le insegnanti, le maestre nel trasferimento delle nozioni, delle informazioni.